Il Prosecco è un'eccellenza mondiale tutta nostra, facciamo quasi 1 miliardo, scusate, di bottiglie di Prosecco tra DOCG e DOC che vengono vendute in tutto il mondo. È chiaro che con un giro d'affari di questo tipo la criminalità punta gli occhi e credo che ci sia possibile che alcune delle nostre aziende possano essere anche, come dire, diventare oggetto di acquisizioni o di riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. Anche il Prosecco nel mirino delle infiltrazioni mafiose. L'allarme arriva dalla regione che con Union Camere Veneto ha stretto un protocollo per la legalità coinvolgendo il mondo universitario. L'iniziativa presentata a Verona è nata seguendo una indicazione dei magistrati. Una richiesta che ci ha formulato, una valutazione, un'osservazione che ci ha formulato anche il nostro procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Una presenza subdola quella della mafia in Veneto con iniziative prima immobiliari e poi imprenditoriali per riciclare i proventi del narcotraffico ed entrare nel mondo degli appalti pubblici. Nel 2006 il clan dei Lo Piccolo, che era una importantissima famiglia mafiosa palermitana con il vizio di strangolare quelli che gli stavano antipatici, e ha iniziato a comprare appartamenti e aziende, fabbricati industriali a Chioggia. A Chioggia si è sviluppato un settore turistico come quello delle navi da crociera che è stato veramente entusiasmante dal punto di vista economico per la città e totalmente inaspettato da allora. Mafia che entra nel tessuto produttivo anche nel settore dell'agricoltura, sfruttando le imprese deboli per investimenti importanti non supportati dal sistema del credito. E il mondo del Prosecco non fa eccezione. In Veneto abbiamo 8.200 aziende a rischio usura. Nella Marca Trevigiana le aziende a rischio usura, cioè che sono in difficoltà e sono iscritte nel registro della centrale rischi di Banca d'Italia, sono più di 1.400, un dato che è in crescita rispetto all'anno passato e che ci dà un indice di rischio molto forte per queste aziende perché rischiano veramente di cadere nelle mani degli usurai e nelle mani della criminalità.